Oggi qua abbiamo i nostri ospiti, per cui i nostri ragazzi hanno preparato il pranzo di Natale e questo è un momento bellissimo perché i ragazzi imparano sul campo ad avere atteggiamenti solidali con chi ha di meno e soprattutto mi piace volgere l'attenzione a un'utenza che evidentemente in questo momento è più svantaggiata rispetto ad altre. Dunque un momento di inclusione importante e condiviso con il Presidente della Quarta Circoscrizione, l'Avvocato Buceti e soprattutto supportato da tutti gli operatori della scuola, docenti, assistenti tecnici e i protagonisti, i nostri studenti che crescono al meglio per un futuro migliore. Come ogni anno la scuola incontra il territorio ed è un momento gioioso perché è sempre così quando ci si incontra davanti ad una tavola ed è un momento in cui la nostra scuola anche si sente di essere veramente parte della comunità e la comunità entra nella scuola come deve essere, perché questo quello che è fondamentale nel rapporto fra la scuola e la società, che ci sia un interscambio, che ci sia una relazione proficua fra le varie parti. Un ringraziamento alla preside delle cose che hanno fatto, i ragazzi come si sono impegnati, tutto bene, mangiare ottimo, i ragazzi si impegnano molto in cucina, è una bella esperienza, è la prima volta che vengo, tutto sommato una bella mezza giornata. Grazie di tutto.